Avete presente, ragazzi, ciao Darwin, maschi contro femmine? Ecco, è quello che è avvenuto proprio in questo torneo. Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati, scusate la tenuta casalinga ma è tardissimo. Andrea mi ha detto, ma hai visto il torneo di Gibilterra? Sarebbe interessante farci un video e quindi mi sono svegliato dal letto. No, beh, dovevo ancora andare a dormire, ho detto no, ci devo fare assolutamente un video. Di cosa si tratta? Un torneo su più turni, tra l'altro questo che commentiamo oggi è il primo turno che è stato giocato ieri, è proprio un maschi contro femmine e puoi ben vedere da questo riassunto dal sito CES24 che le donne hanno stracciato gli uomini per 6 punti e mezzo contro 3 punti e mezzo. Chiaramente le formazioni dei maschi e delle donne sono state create cercando di mantenere una parità di punteggio elo e credo che sia cosa buona e giusta. Dal lato tra l'altro degli uomini la squadra maschile capitanata da uno dei nostri azzurri, Sabino Brunello, fortissimo gran maestro. Tra l'altro, tra le varie star c'è anche Eric Rosen, che è famosissimo, che ha un canale YouTube molto conosciuto americano. E i giocatori, i maschi purtroppo non hanno giocato particolarmente bene. Voglio analizzare la partita che c'è appunto in cui ha giocato Eric Rosen, che penso sia stata una delle più entusiasmanti. Sono state tutte partite abbastanza giocate, d'altronde sono giocatori di altissimo livello, non è che c'è qualcuno che alla terza mossa ti sbaglia qualcosa, ma va bene. Allora, Eric Rosen col nero gioca con il bianco contro Efoimski Marcel, 2437 punti contro 2356. Andiamo. E 4C5 difesa siciliana, cavallo F3 D6, alfiere B5, attacco canal, un po' come la Rossolimo. Stanno andando tantissimo di moda questi sistemi in cui viene subito sviluppato l'alfiere in B5 che eventualmente può essere cambiato o con il cavallo del nero in C6 o con l'alfiere in D7. Alfiere D7, cambio e a questo punto cambio di donna, tra l'altro non la conosco granché questa linea, sono andato a vedere col computer, è donna di 7, è la prima mossa del computer. Qualcuno potrebbe dire cavallo di 7 è una mossa di sviluppo, sì, però cavallo di 7 significa che non puoi mettere il cavallo in C6 e siccome il cavallo da C6 controlla una casa importantissima di 4 che da D7 non riesce a controllare, quindi ecco il motivo di donna per D7. C4, a questo punto la formazione dei pedoni del bianco è molto chiara. Vogliono super controllare questa casa di 5 che probabilmente potrà diventare un avamposto per questo cavallo e forse ora, visto che l'alfiere campo chiaro non c'è più, è rimasto solo quello campo scuro, si potrà giocare di 3, mettere la struttura pedonale sui bianchi e con l'alfiere nero andiamo a giocare. Vediamo cosa succederà. Cavallo F6, si attacca questo pedone, si potrebbe giocare di 3, prima cavallo C3 per sviluppare, G6 e ora D4, una mossa aggressiva in pieno stile del bianco perché in effetti D3 sarebbe stata un po' passiva, sarebbe stata più una mossa da nero, no? Ma qui con i bianchi bisogna cercare di mettere il turbo, quindi D4, C per D4, cavallo per D4, alfiere G7 e qui, come ben sapete tutti, quando c'è un alfiere in fianchetto la pressione lungo questa diagonale si fa sentire e il nero cercherà in modo veramente magistrale di mettere in difficoltà il bianco cercando sempre di creare pressione lungo questa diagonale. A rocco corto, entrambi i giocatori preferiscono mettere il re al sicuro prima di entrare nel vivo della battaglia. H3 è una mossa di profilassi importantissima perché questo cavallo avrebbe potuto fare eventuali manovre e andare a rompere le scatole ancora di più. H3 in più limita anche i movimenti della donna, quindi va benissimo e crea come al solito una casa di fuga per il futuro che non fa mai male. Torre C8, iniziano ora gli attacchi sui punti deboli, ma soprattutto attacchi atti ad indebolire le case scure del bianco. Qui c'è poco da fare, o si gioca una mossa come donna di 3 che non credo sia granché, donna E2 per tenere questo punto lascia il cavallo in D4 sospeso, ne consegue che B3 è praticamente forzata. B3 però indebolisce la lunga diagonale e qui
il nero inizia a leccarsi i baffi e ora, in pieno stile di questa apertura, B5, sacrificio di pedone. Chiaramente in caso di cattura di pedone si perde un cavallo, beh, allora posso catturare con uno dei due cavalli. Il problema è che se si cattura con uno dei due cavalli, esempio, in questo modo segue cavallo per E4 e la lunga pressione continua ad esserci. Non che non sia giocabile questa posizione, è ampiamente giocabile ma è molto rischiosa, motivo per cui il bianco decide di giocare E5, mossa molto furba che costringe il nero a catturare e quindi ora finalmente questa diagonale è chiusa. Per un attimo il bianco può respirare, cavallo cattura, siamo finalmente tornati in parità di pezzi, a 6 minacciando il cavallo e ora cavallo in A3. Qui il bianco, la giocatrice col bianco, ha perso un'opportunità tattica carina, anziché ritirare il cavallo in A3 dove praticamente è poi mummificato perché qui non può andare, dovrebbe cercare prima o poi di rimanovrarsi, cavallo C2, cavallo E3, cavallo D5, no? Anziché andare qui si poteva cambiare le donne, per esempio, in questo modo, e dopo questa cattura si poteva giocare cavallo D5 facendo pressione sui quei punti. Era interessante come possibilità, ma torniamo a noi. Cavallo A3, abbiamo detto, cavallo C6 e adesso alfiere A3. Finalmente il bianco è riuscito a muovere tutti i propri pezzi leggeri dalla propria casa di partenza. Adesso donna F5, l'idea del nero è quello di iniziare a centralizzare le torri e dar fastidio alla donna bianca. Donna C2 proponendo un cambio di donne, cavallo B4 minacciando la donna e adesso il bianco non può fare altro che accettare il cambio. Da notare la struttura pedonale del nero molto simpatica, non si vede spesso, chiaramente non è una delle strutture migliori possibili, ma è compensata dalla scarsa mobilità di questo alfiere, potrebbe veramente quasi rischiare di essere intrappolato, la scarsa mobilità di questo cavallo in A3 e ovviamente sempre la debolezza di questa diagonale. Quindi tutto sommato qui il computer dà una posizione pari, ma tutto sommato non sta male il nero. Cavallo per A4, idea semplice del doppio e ora torre C7. Attenzione, l'avrete ormai capito dalla vostra esperienza che le due torri nel traffico contro due cavalli, il rischio di doppi è enorme e di incasinamenti enorme, tenendo conto che c'è anche un alfiere che controlla le case scure, è difficile, veramente difficile da giocare. Alfiere B6 minaccia la torre, torre B7. Ora un'idea vincente per il bianco era quella di spingere il pedone per supportare l'alfiere e avvicinarsi sempre di più alla casa di promozione. Il bianco non se la sente di prendere questo rischio, gioca semplicemente alfiere A5. È curioso ora vedere 3 pezzi a bordo scacchiera, che non è proprio da manuale di scacchi, però diciamo che ogni situazione è a sé. Cavallo C6 minacciando l'alfiere che si ritira in C3 dove riesce finalmente a contrastare l'alfiere avversario lungo la diagonale. Cavallo in E4, la mossa è stata giocata. Una variante interessante, che sicuramente il nero avrà preso in considerazione, ma che non si è sentito di giocare, era la variante con cavallo in D4. Questo cavallo che stoppava un po' tutte le operazioni, per esempio alfiere per D4, cattura, qui non si può giocare subito E5 poiché segue F4. Scusami, quindi bisogna giocare torre D8. In questo modo, per esempio, la partita era assolutamente giocabile secondo me, però insomma era complicata. Ma torniamo alla partita reale. Dopo alfiere C3 abbiamo detto che segue cavallo in E4 minacciando l'alfiere si ritira in B2, torre D8. Adesso la mobilità dei pezzi del nero la preferisco, anche il computer la preferisce, che guarda qui accanto alla barra del nero che è più propensa verso il nero. In realtà va verso il bianco perché il vantaggio è maggiore. Ma vabbè, F3 si minaccia il cavallo prende quel bellissimo buco e adesso qui si chiede praticamente un cambio di torri. Il nero non ci sta e a questo punto
ora il cambio di torri sembra quasi essere costretto, ma c'è un'ultima risorsa, cavallo D4, il cavallo chiude la diagonale e il bianco può approfittare di andare in vantaggio di un pedone. Chiaramente questo era calcolato da parte del nero, che crede che quel pedone a lato non sia sufficiente, che non sia necessario, e quindi decide di disporre adesso tutti i suoi attacchi lungo la colonna D. Ok, il bianco ha un pedone in più, è anche vero che ha 3 pedoni passati. È vero che è difficile portarli a promozione, ma sono sempre 3 pedoni passati. Il computer ha cambiato idea, adesso sta magicamente meglio il bianco. Dopo re F2 minaccia il cavallo viene sostenuto da questi pedoni del nero, che anche i pedoni del nero iniziano a essere interessanti. Alfiere per torre, cambio di torri, e chiaramente il bianco sta cercando di alleggerire la posizione, guarda la barra come a favore del bianco, re in E1, spinta di pedone che chiaramente apre la lunga diagonale, la torre si toglie preventivamente, cambio di torri, e qui la mossa che viene giocata è stata F5. Potrai dirmi, Cristian, perché il nero non ha giocato E3? E3 crei un pedone passato, sostenuto, ma qui qual è il problema? È che se il nero prima o poi deve spingere il pedone, no? E questo pedone sarà supportato dal cavallo. Il problema è chi è che supporta la promozione poi di questo cavallo? Ci vorrebbe un bel alfiere, per esempio in C3, che supporti poi la promozione di questo alfiere. Il problema, che così, che poi come è andata in partita, fra poche mosse lo vediamo, è che dopo che il bianco gioca cavallo B5, tiene questa casa C3, e quindi il pedone essenzialmente non sarà mai in grado di andare a promozione. Guardiamo come è andata la partita. Qui il nero non ha spinto ma ha giocato F5. A questo punto cavallo D5, minacciando il pedone in F4. Alfiere che va a difesa, cavallo E7, scacco un altro pedone di vantaggio, il cavallo si ritira, re in E6, il nero cerca di centralizzare il proprio re, e adesso dopo questa splendida manovra i due cavalli si difendono a vicenda, evitano qualsiasi entrata dell'alfiere camposcuro, tengono a bada tutto, e adesso questi 3 pedoni sono in grado di vincere. Dopo E3 il nero decide di abbandonare. Partita interessante, è stata una partita d'attacco dove il nero ha ceduto prima 1, poi 2 pedoni, poi alla fine ha cercato un po' il tutto per tutto, mentre la giocatrice col bianco ha tenuto i nervi saldi e alla fine è riuscita ad avere la meglio. Ci vediamo domani col prossimo turno, che mi diceva Andrea che lo voleva commentare lui, quindi avremo un commento sicuramente di alto livello. A domani, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!